Buonasera da Alessandra Ghizzo, ben trovati a Garage Music, l'angolo live di Radio Veneto 1. Con me in regia Nicola Marchesini e diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti. Sono venuti da Vicenza, sono una band punk rock, anche se sarebbe riduttivo definirli così, e scopriremo tra poco. Loro sono i Diplomatics. Buonasera. Ciao a tutti. I Diplomatics sono Daniel Carollo alla voce, Seth Matteo Marsetti alla chitarra, poi abbiamo, vediamo qua in ordine insomma di presentazione anche video, il batterista Ovo Niccolò Sabin, e poi dietro abbiamo Dario Masello al basso e Emanuele Garziera alla chitarra. Buonasera ragazzi. Allora, un gruppo di Vicenza formato nel 2012, intanto tutto bene? Tutto bene il viaggio? Accaldati. Siamo Sì. caldi. Don't Be Scared, Here Are the Diplomatics è l'album che è appena uscito a fine 2014. Nel 2013 so che avete pubblicato un vinile 7 pollici, 2 singoli. Esattamente, sì. Vai Seth, racconta. Vai, Sì, esatto, sì. raccontatevi. A fine 2013 abbiamo fatto uscire questo 7 pollici, lato A e lato B, 2 singoli, perché volevamo fare un'esperienza in presa diretta, cosa che non avevamo mai fatto, perlomeno io, ma forse Masa aveva già fatto nella sua carriera precedente. Però l'idea era andare in studio e registrare pochi pezzi con la strumentazione analogica e molto veloce, con un approccio lo-fi, e quindi abbiamo deciso di provare a fare questo, insomma, un 7 pollici. Che tra l'altro va molto di moda adesso il vinile. È tornato abbastanza. Sì, è ritorno. Non sempre però c'è l'anima analogica, appunto quella che dovrebbe essere, no? Beh, diciamo che c'è un ritorno, sì. Questo penso sia dovuto al fatto che l'era digitale si è imposta in maniera prepotente, forse troppo prepotente, e ha fatto sì che tante persone si rivedessero, si ricercassero un po' il vecchio suono, no? Cioè si sono praticamente stufati, secondo me, del sempre solo digitale. Questa diciamo che è un'introduzione ai Diplomatics che noi vogliamo conoscere, e intanto vogliamo capire anche cosa c'è dietro al nome. Dietro al nome c'è tutto quello che non siamo. Cioè, abbiamo scelto sto nome in maniera anche un po' ironica. In realtà il nome è nato da Seth e da un viaggio, da una piccola vacanza che ha fatto lì a Genova. Sono stato a Torino e all'epoca cercavamo il nome del gruppo. Io sono stato qualche giorno in questo hotel a Torino che si chiamava Diplomatic. Ma mi piaceva e allora l'ho proposto agli altri, ma cavolo, ci sta proprio, no? Per noi Diplomatics, no? Siamo i perfetti tipi studiati, politici raccomandati, delle bellezze, insomma. Già che quindi ci abbiamo giocato sul nome. Eppure vi hanno raccomandato, almeno qua. Infatti, perché dopo la gente si condiziona, no? E quindi pareva un po' divertente. E quindi sì, alla fine è diventata una cosa, cioè, ironica già per noi fin dall'inizio, perché ci ha fatto ridere a noi, quindi abbiamo deciso proprio di usarlo, perché alla fine non ci sentiamo per niente Diplomatics e quindi è quello che poi su cui il giochiamo. genere che Infatti, proponete, insomma, soprattutto a livello è un musicale, controsenso anche perché interno. penso proprio che i nostri show siano tutt'altro che diplomatici. Soprattutto, cioè, già da noi visti da sopra, immagino per il pubblico. Ma è stata una cosa molto istintiva, ci piaceva il nome, ci piaceva l'idea, non ci abbiamo pensato tanto, l'abbiamo scelto. È difficile scegliere un nome, ci si pensa troppo a volte. Diplomatics suonava bene, figo, ci sta, track, fatto. Quindi vogliamo anche iniziare a conoscervi dal punto di vista musicale, quindi iniziamo subito con la parte live da un primo brano che si chiama No Heart, No Future. Loro sono i Diplomatics. E questo No Future l'ascoltiamo a Garage Music dal vivo. Never could the press for human race. The world one day will have an end to face. And even today I won't be a slave. I'm sorry but I got to go. Never could the press for human race. The world one day will have an end to face. And even today I won't be a slave. I'm sorry but I got to go. Hey, you don't come
future, no heart, no future. Hey, you don't come with me, but get back to your place. And guys, clean up and put your brain on. No heart, no future, the world is getting you out. No heart, no future, the world is kicking you out. No heart, no future, the world is spinning you out. No heart, no future, no future. No heart, no future, no heart, no future, no heart, no future, no future. E questo primo pezzo che abbiamo ascoltato si chiama No Heart No Future, loro sono i Diplomatics da Vicenza. Come mai questo titolo? No cuore. Beh, era meglio No Tav, No Future. Però No Heart, No Future fa più rock and roll, quindi... È anche il pezzo d'apertura dell'album, Esatto. questo è... Ed è un richiamo diretto al No Future, al 77. Sì, ma soprattutto penso sia la chiave nel nostro sound, il cuore, l'attitudine, la coerenza. Proprio il Insomma, biglietto da ci sta visita, l'idea della band, no? Senza cuore dove si va? Basta guardarsi intorno, no? C'è gente che... grandi calcolatori, noi siamo più Diplomatici. diretti. Beh, e battuta a parte invece c'è spazio per la politica nei vostri pezzi? In realtà no. In realtà no, più che politica noi parliamo di attitudine, di voglia, di atteggiamento personale proprio, più che degli altri. Ma poi dipende se per politica si intende quello che in realtà viviamo nella nostra vita ogni giorno, che non è il palco di Roma dei politici, ma è la vita di ogni giorno. Allora sì, ci sta anche un po' di politica dentro i nostri testi, raccontiamo le nostre esperienze di ogni giorno, insomma. Sì, ok, quindi beh, no, per politica magari è più un sentimento di, che so, uno sguardo un po' più impegnato rispetto a qualcosa. Voi raccontate per ora delle no, sfide insomma. magari più Sì. sociali forse. Beh, non penso, sì, non saprei come risponderti a questa domanda, nel senso che non siamo di certo quel gruppo impegnato che vuole lanciare dei messaggi sociali, insomma Forse l'unico messaggio che possiamo mandare è non siamo i Rage Against the Machine, insomma. più che altro che come ci siamo riusciti noi a mettere in piedi un gruppo, comunque un qualsiasi progetto, per riuscire a mettersi in gioco e a fare qualcosa che ti piace con l'art, magari chiunque può cominciare a muovere il culo e a far realizzare i propri sogni, perlomeno. Quindi Beh, tra i sogni che avete realizzato già, insomma, ad oggi, so che avete suonato con dei gruppi che sono dei nomi Di tutto rispetto. di tutto rispetto, esatto, che fa scendere la mandibola. Ma diciamo che sono più gli altri gruppi che potrebbero dire questa cosa. No, dai, Complimenti. Beh, un po' di cazzoneria ci sta. no. A parte questo, noi abbiamo suonato con i Buzzcocks quasi 2 anni fa ormai, penso fosse giugno del 2013, sì. E beh, una bella esperienza, anche se in realtà con loro ci abbiamo avuto poco a che fare, nel senso hanno suonato loro, è morta lì. Beh, però davanti a molta palco, gente, sì, certamente, è un'esperienza. Che ricordo avete? tipo, Cioè, sì. non so, Poi dall'impatto. una parte del sound nostro si rifà anche ai Buzzcocks, quindi lì è una enorme soddisfazione da parte nostra, ma non per questo suonare con i Giuda è da meno, anzi, voglio dire, forse è anche più piacevole suonare con band strepitose che abbiamo qua. poi abbiamo suonato con Jack Oblivion, con Nicky Corvette,
abbiamo avuto l'occasione appunto di conoscere anche da vicino certi personaggi. Beh, soprattutto quest'estate abbiamo suonato con Lisa e The Lips, che è super soul, rock and roll band dei Bell cantante. Rays. Sì, esatto. Vic Goddard. Beh, anche con Vic Vicky Goddard al Como, sì, no, abbiamo accompagnato insomma un po' di Gli mostri STP. sacri della rock E and roll. siete in tour, quindi quello che quando vi muovete, quando suonate fuori, organizzate appunto dei tour, quindi periodo concentrato di date, oppure Beh, diciamo che siete più spot? Diciamo che noi non abbiamo una booking vera e propria che ci segue, per cui tutte le date che abbiamo fatto in promozione a questo disco sono date che abbiamo pescato noi, che la gente che ci chiama, quindi noi ci siamo auto-organizzati il tour e le date. Questo sempre in linea con il nostro approccio dell'autoproduzione che ha caratterizzato questo disco. E anche del cuore, che Sì, mettendoci il cuore ma poi. questo è un aspetto, e l'altro è che probabilmente chi ci caga in Italia, cioè voglio dire, è difficile per noi trovare qualcuno che Cioè, è già difficile trovare date, immagina difficile. quanto difficile è trovare 3-4 date in fila per riuscire a fare un tour senza nessuno che ti spinge. Cioè, ci siamo accontentati e come accontentati di partire, andare a Palermo a fare una data secca, tornare indietro la mattina seguente, cioè. Ed è stato magnifico, va benissimo così, insomma. Beh, ragazzi, con i titoli anche delle vostre canzoni ci guiderete anche nell'intervista, nel senso che la prossima si intitola Where I Was Born e quindi poi vi chiederemo anche della La vostra scena. motivazione. Intanto ce l'ascoltiamo, Where I Was Born, live a Garage Music, loro sono i Diplomatics. Searching for the place where I was born.
Can't even count the road. Where I Was Born, loro sono i Diplomatics. Quindi voi siete nati a Vicenza, Provincia, provincia. Io vicentino. periferia. Ben fuori da quella che è E Vicenza. quindi in sé. com'è la Periferia nord. periferia vicentina? Bucolica. È molto bucolica. Cosa rurale. offre per Collinare. la musica? La periferia vicentina, soprattutto la nostra zona, che è quella di Tiene Schio, è da anni un po' il fulcro della musica vicentina. Sono nate, passate di lì tantissime band, alcune delle quali sono arrivate veramente in alto anche a livello mondiale, abbastanza in alto anche a livello mondiale. Quindi sì, abbiamo la fortuna. Magari i nostri ascoltatori si chiedono. Per esempio, che ne so, i Sunny Hours. Sunny Hours all'epoca The Sun, erano si abbastanza chiama. importanti, che Ora- adesso sono oggi diventati sono The The Sun. Sun. Adesso è meglio cancellarli I Lost? dall'album dei musicisti, però diciamo che all'epoca sì. Poi Melt. E Melt a livello nazionale sono stati stati molto importanti anche per la nostra formazione, diciamo. E comunque abbiamo anche No. tuttora band che sì, riescono comunque ad andare in tour negli Stati Uniti o comunque fare abbastanza il giro dell'Europa, vedi? I Bloody Beatrus. Blood Beatles. Loro sono più bassanesi. Ok. Sì, però insomma siamo lì. Ok, però insomma sono comunque dei nostri. Sultan Battery. Tipo i Sultan Battery, tipo i Miss Jane and the Broken Hills, cioè sono tutti amici nostri che comunque girano, suonano, fanno dischi. Quindi sì, siamo cresciuti in una zona in cui comunque la parte musicale, si intende proprio di musica suonata, è sempre stata importante, e quindi questo ci ha portato a conoscerci, a frequentare gli stessi posti, ad ascoltare bene o male la stessa musica ed accomunarci in una band, insomma. E ci sono posti che sostengono la musica? Ce n'erano parecchi, adesso sono diventati molti meno, perché il periodo storico evidentemente impone. Sai che qual un è la locale differenza? faccia- Scusa, ti interrompo, ma la differenza secondo me è che una volta non è che ci fossero più locali, sì, ce n'era qualcuno in più, però era molto più elettrica la faccenda, si suonava molto più in elettrico. Adesso sempre con questo acustico del cazzo, cioè no, figo, ma dopo un po' c'è Sì, ma non è colpa tutto di chi acustico, organizza acustico, l'acustico, cioè, cioè l'organizzazione non è l'organizzazione, è spinta ad organizzare la Esatto, roba esatto, acustica. sì, sì. Perché ormai Più comodo. c'è se ne può anche più di ci sono più problemi, restrizioni anche di orari, di Ma anche per pagare. e pagarle bene, è più Per il facile cachet. pagare un one man band, no? che tutto il gruppo. Esatto. Ecco, Quindi io di tutta risposta ho colto l'occasione Però e ho esatto. aperto il mio locale, in cui praticamente è l'unico locale nel raggio di chilometri che riesce a proporre musica dal vivo, e ci tenevo a non lasciare andare tutta quella che è la nostra scena, comunque, perché ormai la sentiamo anche un po' nostra. E ti dirò che funziona anche abbastanza bene, cioè che mi fa anche riflettere sul perché tutti gli altri non siano riusciti a far funzionare la cosa. Spero che riesca a continuare, perché fino adesso abbiamo visto passare già delle buonissime band anche da tutto il mondo, diciamo, e funziona, sono contento, cioè, viva la musica live, la nostra e quella degli altri, viva i posti che le propongono. Originale sì, cioè, era già escluso automaticamente il reparto cover band, per quanto brave possano essere, cioè una cosa è essere musicisti, una cosa è essere esecutori. Quindi qua, bene o male, c'è anche la risposta alla prossima domanda, la prossima canzone, che si intitola Who I Am. Who am I, no? Si dice Who I Am. Who I am, Perché non è una chi domanda. sono io? Perché la canzone dice io so chi sono. Cioè, sappiamo cosa vogliamo, sappiamo chi siamo, cosa facciamo nella vita, e stiamo cercando di capire dove vogliamo arrivare, anche se in realtà sotto sotto lo sappiamo benissimo dove vogliamo arrivare, insomma. Who I Am, loro sono i Diplomatics dal vivo Garage Music.
Ora ce l'ascoltiamo, poi ci sarà un attimo di pubblicità e riprenderemo subito da un altro pezzo. Intanto restate con noi. Nobody listens to me. Nobody worries about me. You want to tell me what I got to do. You want to tell me what I got to say. You got no time to think.
torniamo a Garage Music con i Diplomatics. Abbiamo appena ascoltato It's My Rape. I Diplomatics sono Daniel Carollo alla voce, Seth Matteo Marsetti alla chitarra, Manu Emanuele Garziera alla chitarra solista, Mase Dario Masello al basso, Ovo Niccolò Sabin alla batteria. Ho detto proprio nomignoli e nomi tutto attaccato di corsa. Siamo nell'ultimo blocco di intervista, abbiamo già accennato alle varie influenze, però insomma vorremmo proprio capire. Beh, innanzitutto c'è da dire che It's My Rape è un inedito che abbiamo voluto registrare apposta qui in radio, è una canzone che non avevamo ancora nemmeno proposta live e che ha poche settimane di vita. E ci tenevamo insomma a fare un regalino, diciamo, anche per questa sera. Beh, in anteprima totale, quindi è una canzone, diciamo un'anteprima di quello che sarà il prossimo disco mondiale. Beh, allora mi tengo in tasca, la ripesco tra poco. La domanda che avevo, quindi un inedito, l'album che è appena uscito, Don't Be Scared, Here Are the Diplomatics, insomma, oltre all'album avete già nuovi pezzi. Ripresi i lavori, sì. Esatto. Per quanto poco, insomma, sì. Giustamente, perché effettivamente abbiamo registrato, ormai è quasi un anno che l'abbiamo registrato ufficialmente l'altro album, quindi stiamo già pensando al prossimo. Non ci fermiamo. Sì, okay. Sì, è difficile comporre canzoni nuove finché si sta facendo promozione al disco appena... Non vi state tenendo il periodo, diciamo... No, sabbatico. No, ma le idee sono per le uscite, ma anche perché la voglia c'è. Sì, ce n'è parecchia. Finché escono idee, giusto? Ma in realtà non ci siamo mai fermati, ci siamo fermati per registrare. Poi. Esatto. Sì. Benissimo, quindi grazie per il regalo, It's My Rape. No, invece io riprendo appunto la curiosità che avevo rispetto alle vostre influenze, ponendovi la domanda, sapete, quella dell'isola deserta. Ecco, avete un lettore CD o magari avete un giradischi. Un giradischi. Vediamo. Allora, il disco un che Walkman. si porta. Un Walkman, dai, con la cassettina anche. No, un iPad. Insomma, qual è il disco che vi portereste? Un disco solo? Un disco solo. Ma beh, uno a ciascuno, dai, siamo generosi. Allora io scelgo Abbey Road dei Beatles e sono a posto. E tu vai proprio sul sicuro, ti sei già Sì. conquistato Il loop. mezza audience. Mase? Anche tutta. Ma io scelgo Exile on Main Street di Rolling Stones. Quindi Epico. proprio. Io mi sa che vado su Let It Bleed degli Stones. Io Ramones il primo. E io The Velvet Underground, Nico, chiaramente. E beh, comunque delle vostre anime c'è un'anima più blues. Allora, vediamo, direttamente punk, ecco, beh, c'è solo Niccolò, giusto? Sì. Sì, qua poi abbiamo proprio... Beh, in realtà siamo rock tutti blues, un po'... rock... Siamo 60, 70, un po' tutto la musica rock di qualità. Sì, è un bel... Diciamo che con l'arrivo di Manu, di Emanuele, lui ha portato un sound nuovo che, come ha detto, riguardo al disco che si porterebbe nell'isola, diciamo, molto British, quindi lui è molto vicino ai suoni Beatles. Quindi questo si è aggiunto alla nostra componente, alle nostre influenze, che sono appunto blues, punk, sì, c'è un attimo, c'è un percorso, insomma, no? Che inizia... Ci completiamo a vicenda. Sì, è comunque da notare che abbiamo detto 5 dischi, sono tutti 5 nell'arco di 10 anni. Dal 67 però 10 77. anni che hanno segnato anche una bella evoluzione, che poi porteranno comunque... Una bella rivoluzione musicale. Io penso che dentro i nostri pezzi si sentano queste influenze tutte quante. Se si ascolta Don't Let Me Go, che è un pezzo, l'ultimo pezzo del nostro disco, di sicuro si sente una componente sia Rolling Stones che Lou Reed, quindi velvettiana, diciamo. Su Desert Love si sente la componente Ramones, e nel prossimo disco ci saranno pezzi che potrebbero vagamente richiamare anche i Beatles, quindi c'è un mix.
chiaro, questi nomi sono molto importanti da citare. Però Questa è l'ambizione nostra, chiaramente, sono i grandi che ma ci che poi in spingono. realtà è proprio quello che ci viene, perché cioè, è quella che sentiamo un po' la nostra musica, quindi Mi quando ci dispiace troviamo a suonare non aver citato i DU, perché è un'altra band che Altrimenti ci ispira. Mod, Sì, abbastanza, sì. Anche il glam degli anni 70. Sì, certo, David Bowie, gli Slade, T-Rex. T-Rex di Mark Sweet. Bolan, Sweet, Sì. C'è anche un po' di glam rock. Paillette. poi si va in Bill Australia. Sì, Vasco Rossi. mamma mia. Ligabue. Sì, va. Vado al Vai. massimo. No, ci piace perché insomma di solito le band punk che ci sono o sono più sul punk venuto dopo, insomma, Californiano. no? Californiano, oppure un punk rock più Il post-punk. crudo, insomma. E voi invece avete un sacco Old di... Sì. Ma noi ci basiamo più sul punk del 77. Quello delle origini. Le origini Sì. proprio. I Ramones, i Clash, i Pistols, i Damned, New York via, Dolls. New York Dolls. Beh, Però New York Dolls sì. erano più da Sì. glam nei primi Dead anni Boys. 70. Dead Sì, Boys. Dead Boys, The New York e via dicendo. Ragazzi, Monkey Me, siamo giunti quasi alla conclusione, quindi dai, facciamo un accenno a questo pezzo, dopodiché ricordiamo i vari riferimenti per trovarvi, per rimanere in contatto, ma salutiamoci con il pezzo e presentiamolo. Monkey Me innanzitutto sarà il pezzo che trasformeremo in video e che nel giro di pochi mesi penso proprio potete trovare su YouTube e sulle altre piattaforme. E niente, quella della scimmia è semplicemente una figura un po' retorica, diciamo, una figura dietro la quale che puoi sostituire con te stesso o con qualsiasi altra cosa della tua vita. Cioè, è un po' un brano di protesta verso chi non ti accetta, verso chi ti tratta. Cioè, principalmente è nata verso il datore di lavoro che io personalmente avevo a quel tempo, e cioè: non ti va bene come sono, non mi capisci, sono una scimmia, cioè non mi capirai mai, sono diverso da te, punto. Quindi la canzone va un po' a descrivere questo. E questa è politica, Infatti stavo... Questa è poesia. Siamo anche dei sindacati qua, Con Fallen. sindacalisti, insomma. No. E ricordiamo dove e come trovare i Diplomatics sul web, e quindi poi insomma... Beh, su Facebook basta digitare Diplomatics, forse la pagina è l'X finale. Sì, CX alla fine di Vabbè, al posto della S ci metti la X, ma comunque basta digitare Diplomatics su Google. Trovate il l'algoritmo disco lo su trova. Bandcamp, trovate il disco su Spotify, abbiamo un sito don't be scared of the diplomatics.com. Sì. quindi sito dedicato all'album. Sì, c'è un sito dove potete trovare le date in programma e un po' di foto, un po' di date passate. Anche su Rocket abbiamo appena anche aggiornato su con le date in Rocket. programma. Sì, ok, ce n'è già abbastanza, insomma. Benissimo, allora noi adesso ci salutiamo, ci ascoltiamo Monkey Me, ringraziamo Daniel Carollo, Seth, Matteo Marsetti, Manu Emanuele Garziera, Mase, Dario Masello, Niccolò Sabin, ringraziamo quindi Diplomatics. Io devo ringraziare Nicola Marchesin perché insomma ci supporta sempre con la sua regia tecnica. Un saluto da Alessandra Ghizza, loro sono i Diplomatics. Ci ascoltiamo Monkey Me. Ciao Grazie ragazzi. a voi. Grazie Ciao, Alessandro, ciao. grazie Ciao, Nicola, grazie. grazie a tutti. Ciao. You don't like the place where I come from. You don't like what I usually wear. You don't like the friends that I have got. You don't like the car that I drive. You don't like the work that I have got. You don't like the words that I say. But there's a thing that I really care. You never understand. 'Cause now there's a thing that you can't understand.
place where I come from. You don't like the place where I'm going. And you don't like the way I sing, but I do you to understand. You don't like the pub where I come from. You don't like what I used to drink. But there's a thing that I really get. You never understand. Cause I know there's a thing that you can't understand. And you can't understand that I am not a man cause I'm a monkey. Yes, you know there's a thing that you can't understand. That I am not a fucking man. I am not a 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 man. Cause I'm a monkey. I am not a man. I am not a man. I am not a man. Cause I'm a monkey. I am not a man. I am not a man. I am not a man. Cause I'm a monkey. I am not a man. I am not a man. I am not a man. Cause I'm a monkey. I'm a monkey. I am not a man. 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 Cause I'm a monkey. I am not a man. I am not a man. I am not a man. Cause I'm a monkey. I am not a man. I am not a man.